Si apre una settimana cruciale per il destino delle grandi navi a Venezia. L'appuntamento sarà nella sede dell'autorità portuale in attesa di trovare delle soluzioni definitive per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Al tavolo si siederanno, oltre all'autorità portuale, istituzioni locali e compagnie di crociere. Contrariamente a quanto detto nei giorni scorsi, non sarà presente il ministro Toninelli, che invece sarà chiamato a rispondere mercoledì prossimo in audizione in Commissione Trasporti alla Camera alle 7 domande poste dal deputato del PD Nicola Pellicani. Per la riunione tecnica prevista in autorità portuale, snobbati, e non è la prima volta che accade, il Comune di Venezia e la Regione Veneto, in un replicarsi di quanto accaduto il 14 giugno scorso, quando Toninelli giunse a Venezia dopo l'incidente della MSC Opera, senza incontrare sindaco e regione. Ma a che punto siamo? Si riuscirà a risolvere questo problema secondo lei? Ma purtroppo siamo a un punto morto, mi pare. Il ministro mercoledì sarà in audizione alla Camera in Commissione Trasporti e sarò lì per porgli una serie di domande che ho già anticipato. Innanzitutto perché non convoca il Comitatone, che il Comitatone è quel luogo dove ci sono il governo, il Comune di Venezia, il porto, alcuni comuni della Gronda, tutti i soggetti interessati ai problemi di Venezia. Dal 73, da quando c'è la legge speciale, si riunisce per prendere le grandi decisioni che riguardano la città e per ripartire i fondi dalla legge speciale. Bene, da quando c'è il governo del cambiamento non si è mai riunito. In attesa dunque dell'appuntamento in Commissione Trasporti previsto per mercoledì, l'incontro di natura tecnica in autorità portuale sarà un punto di partenza fondamentale. Dopo le ultime dichiarazioni del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, le relazioni tra governo, comune e regione si fanno sempre più difficili. Tutti d'accordo a chiedere la riunione del Comitatone. L'ultima risale al 7 novembre 2017, ma a quanto pare al ministro Toninelli l'idea non piace.